È la 22esima giornata nel campionato di Serie A. Il Real San Giuseppe, dopo il blitz in casa della capolista Acqua e Sapone, torna a giocare al Palacoscioni di Nocera Inferiore contro il Savia Testa Mantova. Andiamo alla lettura delle formazioni con i padroni di casa che schierano con il numero 1 Montefalcone, 8 Duarte che è il capitano, 11 Ciano, 14 Napolitano, 18 Raù, 19 Alex, 20 Follador, 22 Molitirno, 30 Pedrigno, 49 Imparato, 55 Sabatti, 89 Portuga, 91 Lepre, 99 Elisandro. Allenatore Julio Fernandez. Risponde la squadra ospite con il numero 1 Savolainen, numero 9 Sutton, 10 Titon, 11 Bueno, 12 Carletti, 13 Solosi, 16 Leo, 18 Micheletto, 19 Baroni, 20 De Bail, 21 Ganzetti, 23 Petrov, 30 Gumeniuk. Allenatore Jeff, arbitri Lamanuzzi e De Cambia. Il crono sarà diretto da Ferraioli. Tutto pronto per l'inizio del match. San Giuseppe e Mantova si sono affrontati 10 giorni fa nel recupero della nona giornata al Pala Neolù della struttura lombarda. La squadra di Jeff ha vinto per 3-1. Ovviamente la squadra ospite recupera Micheletto rispetto a quella gara che era squalificato San Giuseppe, invece con qualche rotazione in più. Tutto pronto per l'inizio con il San Giuseppe da destra verso sinistra, il Mantova da sinistra verso destra. Abbiamo anche la lettura dei quintetti con Montefalcone, Duarte, Pedrigno, Alex ed Elisandro. Per il team di Fernandez risponde quello di Jeff con Savolainen, De Bail, Titon, Sutton e Petrov. Ha recuperato Molitirno che però va in panchina, quindi settima partita consecutiva per Germano Montefalcone, fresco di convocazione in nazionale. Si parte con il primo tocco di Sutton per De Bail che torna da Sutton, attaccato da Duarte che gli ruba palla, poi Alex alleggerisce per Pedrigno, lungolinea per Duarte che voleva servire di prima. Alex, passaggio sbagliato, riparte il Mantova. Petrov 1 contro 1 con Elisandro, autore di un gol straordinario martedì contro l'Acqua e Sapone, il gol del 4 pari. Mantova invece che proviene dalla sconfitta interna con la Feldieboli per 6-5. Lombardi avanti fino al 5-1 in diretta Rai, poi la rimonta della squadra di Richer, il destro di Petrov, palla fuori. Subito Mantova pericoloso. Duarte di prima, la recupera Titon, poi De Bail, Savolainen, ancora per Titon che ha spazio, avanza sull'out di sinistra, il destro addosso a Pedrigno. Rimessa per il Mantova che resta in avanti. Titon, Sutton lotta con Duarte che la recupera, poi c'è Petrov che calcia ancora, palla fuori. Discussione tra Petrov e Duarte. Elisandro ancora per Duarte, di prima sbagliato il passaggio per Pedrigno. Giocata di De Bail su Alex però rinviene, quindi Titon. Petrov di prima per Sutton, di petto, colpo di testa di Alex che recupera la sfera. Va via Pedrigno, però si allunga la palla e si spegne fuori, rimessa dal fondo per il Savia Testa Mantova. Anticipato Sutton da Alex che serve Elisandro. Ancora Alex. Montefalcone pronto al lancio. Perfetto per Elisandro che la sfiora col petto, la tiene Savolainen e fa ripartire Titon che punta a Pedrigno. Ancora Titon che si accentra, serve Petrov che apre il mancino, addossa ad Elisandro, poi addossa a Titon, la recupera l'ex giocatore di Rieti e Genova. Eccolo qui il numero 10, autore di una doppietta nella gara di 10 giorni fa. La recupera intanto Pedrigno 1 contro 1. Elisandro ancora la finta, torna da Pedrigno, il salvataggio di Titon sulla linea.
San Giuseppe ad un passo dall'1-0, voleva il fallo di mano Duarte. Calcio d'angolo, il primo per il team di Fernandez. Palla fuori, Alex schiacciato con la mano destra, Savolainen. Duarte, palla fuori per Elisandro. Alex punta a Titon. Ancora Elisandro. Duarte, Montefalcone. Va via intanto Elisandro, ancora Elisandro, il mancino, palla fuori. Ancora il numero 99, l'imperatore pericoloso. Petrov, Titon, Debail, lungolinea per Petrov che torna da Titon, in ritardo Elisandro. Titon sbaglia il primo controllo e poi Elisandro rinviene e guadagna anche una rimessa laterale. Duarte, Pedrinho, Montefalcone, lancio ancora per il numero 99, questa volta è lungo, la fa sua Savolainen. Attenzione a Petrov che ha spazio, palla per Titon, passaggio sbagliato, poteva sfruttare meglio questa occasione Petrov. Intanto si riscaldano Sabapti e Ciano che è andato in panchina martedì al Palarigopiano, era appena arrivato e Fernandez non l'ha voluto rischiare, probabilmente farà oggi il suo esordio con la maglia del San Giuseppe. San Giuseppe che sta iniziando a recuperare tutti gli effettivi. Oggi manca solo Max De Luca che si è fatto male proprio a Mantova in uno scontro di gioco. Tanto il mancino di Debail la tocca con la mano Pedrinho, ma ovviamente era vicinissimo alla sfera e quindi sarà ancora rimessa. Il tocco ancora Debail, l'imbucata, intercetta Elisandro, poi Sutton riesce a tornare da Petrov. Titon, Petrov, Debail, salta Duarte, va via Debail che poi torna da Petrov. Imbucata per Sutton, Lisandro la fa sua, poi Alex, Montefalcone, già 3 minuti e 30 secondi sul cronometro. Duarte, palla per Alex che sbuca alle spalle di Petrov e di Sutton. Alex va da Pedrinho, salvataggio di Titon, calcio d'angolo per il San Giuseppe. Il secondo per il team giallo-blu. Elisandro, ancora Duarte, Alex ancora per Elisandro, la suolata, Duarte, la finta, lotta Sutton, la recupera Petrov che poi si invola, torna da Sutton, ottima idea Sutton, però aveva fatto un movimento diverso, ma riesce comunque a servire Titon nel cerchio di centrocampo. Petrov, Debail, Alex fa buona guardia e anticipa Petrov. Tanto pronti 2 cambi per Geffe con Bueno e Ganzetti pronti ad entrare. Petrov, palla per Titon. Elisandro si frappone, anticipa anche Montefalcone. Petrov alla battuta, palla al centro, ci prova Sutton, anticipato da Sabapti appena entrato al posto di Giappa Duarte. Palla fuori Debail, l'intercetto di Pedrinho che serve Alex. Salta Sutton, va via Alex, l'intercetto fondamentale di Petrov, poi Elisandro deve servire Montefalcone che va da Pedrinho. Alex, Sabapti, non può darla a Montefalcone, quindi Alex esce bene il San Giuseppe, ottima palla di Pedrinho per Sabapti che lascia per Elisandro, avanza il San Giuseppe, Pedrinho
non c'è fallo, non riesce però a servire Alex, rimessa laterale per il salvia testa Mantova. De Bail Bueno, autore del 3-0 nella gara d'andata, match che è finito 3-1, accorciò le distanze proprio Sabapti, primo gol, la prima apparizione in giallo-blu. Intanto entra Ciano col numero ovviamente 91, avrà il numero 11 quando la maglia sarà pronta. Ottimo passaggio di Alex per Montefalcone che serve Elisandro, che poi rischia, occhio che la porta è vuota. Bueno va da Ganzetti che punta Sabapti, ancora Ganzetti, serve Bueno che calcia male, palla sul fondo, sbagliato. Ciano, Portuga, Sabapti, ancora per Ciano, attende l'arrivo di Sabapti, l'intercetto di Bueno, poi Savolainen, Titon, da Sabapti, Ganzetti, ancora col tacco, l'intercetto di Alex. Lancio di Titon sbagliato, la palla arriva dalle parti di Montefalcone, lancio perfetto per Alex e va da Portuga, la finta di Portuga, il mancino, intercetto di Titon e Portuga preferisce anzi la rimessa che la batte Alex. Ancora in campo, pronto Mario Imparato per Fernandez, Sabapti, ancora per Alex, Montefalcone. Ancora al lancio, troppo forte e lungo, palla per il suo collega Savolainen. Ganzetti, intercetto di Alex, poi Portuga favorisce l'uscita di Montefalcone che serve subito a Sabapti, che va da Alex contro Micheletto, ancora Alex, palla per Sabapti sull'esterno della rete. Savolainen, Bueno, intercetto di Portuga, ancora Alex, 2 contro 2. Il mancino di Alex, doppia deviazione di Titon e Bueno, terzo angolo per il San Giuseppe quando siamo giunti quasi al 7° minuto di questa prima frazione di gioco. Intanto rientra De Bail, un problema con la scarpa. Bueno, è pronto anche nuovamente Petrov per Jeffe. Attenzione a Sabapti, 1-2 con Ciano, palla fuori per Portuga, il destro, la deviazione di De Bail. Micheletto di prima, Leo allarga per Ganzetti, ancora De Bail, colpo di testa rischioso però efficace. Savolainen, Micheletto sull'auto di sinistra, esagera, perde palla, c'è Alex, 3 contro 2, Alex, palla per Ciano, palla al centro, si salva il Mantova con De Bail che poi lotta, si complica la vita, quarto angolo per il giallo-blu. Alex lascia il posto a Mario Imparato, cambia tutto il quartetto Fernandez. Anche Falladora in panchina insieme a Moliterno, probabilmente non faranno parte del match. Moliterno ha recuperato dopo l'infortunio patito in nazionale. Fallador è sulla via del recupero, probabilmente tornerà dopo la sosta per le nazionali. Sabapti, il destro di Ciano, palla alta. Vittoria che manca in casa per il San Giuseppe da tanto. 30 dicembre contro il CDM Genova si giocava a Cerco, la vittoria ufficiale che manca esattamente da un anno. L'anno scorso il 7-2 al fuorigrotta, qui al Palacoscioni lotta Portuga, poi Petrov, Micheletto, la pressione di Portuga, c'è il fallo, il primo
di questo match lo ha commesso Fabiano Portuga dopo quasi 8 minuti, il miglior realizzatore del San Giuseppe. Micheletto, Leo, ancora per Micheletto, non la tiene in campo Petrov, rimessa per il San Giuseppe. Imparato Portuga, non ha appoggi, serve Montefalcone, l'imbucata perfetta per Ciano che lotta con Micheletto, la giocata di Ciano che aspetta Imparato. Portuga, Ciano, la giocata di Ciano che serve Sabapti, che apre il mancino addosso a Ganzetti, rimessa in zona d'attacco per il team di Fernandez, che ha avuto già 2 chance, soprattutto all'inizio partita con Pedrigno, salvataggio sulla linea dei Titon. Sabapti, Montefalcone, ancora l'imbucata per Ciano che è andato a memoria, ha sbagliato Petrov, quindi Leo, nuovamente Petrov, palla per Ganzetti, anticipato da Sabapti, riparte il San Giuseppe con Portuga, occhio che un 3 contro 2, il sinistro di Portuga, la tiene Savolainen, si era sovrapposto dalla parte opposta Sabapti, non è stato servito. Micheletto entra in area di rigore, rischia un po', ma serve Petrov che riparte, attenzione che è un 3 contro 2, transizione della Mantova, Ganzetti, il tacco, Montefalcone attento, poi c'è il fallo, non so se di Portuga o di Montefalcone, secondo fallo comunque per il San Giuseppe, fuori area, calcio di punizione dal limite, rientra in campo Duarte, rientra in campo anche Alex, pronto nuovamente Lisandro, lascia il campo Leo per far posto a De Bail. 11 minuti 7 secondi al termine del primo tempo, 2 i falli commessi dalla San Giuseppe, 0 dal Mantova. Petrov e De Bail sulla sfera, probabilmente Petrov toccherà per Thiago De Bail. È uno schema, il gol di Micheletto, si sblocca il punteggio al nono, 1-0 per il Salviatesta Mantova con il gol di Micheletto che sale a 8 gol in stagione. Splendido schema del Mantova con Micheletto che è stato dimenticato in area di rigore. Al primo vero affondo il Mantova l'ha sbloccata, occhio alla giocata di Elisandro e va da Duarte, palla sul secondo palo, il mago Portuga, 1-1, 15 gol per Fabiano Portuga, splendido assist di Giappa Duarte che ha cercato e trovato Portuga, la risposta immediata del Real San Giuseppe, 1-1 qui al Palacoscioni. Risposta immediata del team di Fernandez, ancora in gol Fabiano Portuga, che erano 2 o 3 partite che non riusciva a segnare, sale a 15, aumenta il suo bottino. De Bail, lancio per Petrov, ancora Petrov, Montefalcone dice di no e serve subito Portuga, palla per Elisandro che lotta, ancora Thiago De Bail, la giocata su Portuga, va via De Bail, poi calcia e sbaglia, la recupera Portuga dopo il tocco di Duarte, va via Elisandro che ha spazio, Elisandro se la porta sul destro, palla per Portuga, Duarte in area, palla per Elisandro, la tiene Savolainen in 2 tempi, che poi serve subito Petrov, attaccato da Pedrigno, palla sul secondo palo e Micheletto si divora il 2-1. Altalena di emozioni qui al Palacoscioni nel giro di 2 minuti, prima il vantaggio di Micheletto, poi il pareggio di Portuga e doppia occasione per il Mantova. Montefalcone cerca e trova Alex Duarte, Alex 1 contro 1 con Leo, va via Alex, palla al centro, la porta è vuota, Thiago De Bail con un guizzo salva su Elisandro, quando di punta così Alex, saltato secco Leo,
stato altruista, non ha voluto calciare. Duarte, imbucata per Alex, il tocco di Titon. Montefalcone, lancio lungo per Duarte, splendido lancio, Duarte attende Elisandro, palla alta, ma c'è stato il miracolo di, credo, Micheletto, che ha salvato tutto. Alex, il destro, Savolainen, anzi no, era il numero 19 Baroni, appena entrato. Sbaglia il passaggio Montefalcone, time out per Geffe. E Baroni, che ha fatto davvero un autentico miracolo su Elisandro, che stava calciando a botta sicura. Quindi 1-1 quando mancano 9 minuti e 25 secondi al termine di questo primo tempo. Subito il vantaggio di Micheletto, il pareggio nell'immediato di Portuga. È davvero una partita molto emozionante, molto divertente. Rimessa per il Mantova. Titon, Leo ancora per Titon. De Bail, non salta Alex, che poi salta Titon, va via Alex, palla per Pedrinho, Savolainen dice di no. Poi De Bail la mette fuori, pressione del San Giuseppe, palla per Duarte, la finta. C'è il fallo di Baroni che viene anche ammonito. Primo fallo per il Mantova, primo ammonito del match. Baroni. Calcio di punizione dal limite per il San Giuseppe, che ha avuto un'altra occasione con Pedrinho. Pronto Duarte alla battuta. Parte Duarte, il destro, Elisandro si divora il 2-1, la toccata sotto porta. Ovviamente il passaggio di Duarte era davvero molto forte, era una cannonata. Palla alta, San Giuseppe ancora vicino al 2-1, lotta Sutton con Pedrinho. De Bail, intercetto di Pedrinho che poi perde palla, ma c'è Elisandro, palla per Alex, quindi Titon, Duarte con calma da Montefalcone. Pronto al lancio, Elisandro, palla al centro, salva Leo, riparte Titon che punta Alex. Il destro di Titon addosso ad Alex in estirata. Alex. Rimessa quindi per il Mantova con Leo alla battuta. Ci prova Sutton, ancora Alex, resta però in avanti il San Giuseppe. Leo, De Bail, calcia male. Entra Petrov al posto di Leo. E Geffen nuovamente con il quartetto iniziale. Montefalcone, palla per Pedrinho, lotta con Petrov, l'ultimo tocco del 23 del Mantova. 8:34 al termine del primo tempo. Alex.
Elisandro, Duarte, lotta con Sutton, poi lotta con De Bail, Pedrinho! Pedro Guedes! Il San Giuseppe la ribalta al 12° con il 7° gol in campionato di Pedrinho. Azione insistita ancora di Duarte, secondo assist per il capitano del San Giuseppe. La recupera ancora Pedrinho, va via Pedrinho, forse c'è il fallo di mano di De Bail che viene ammonito. Secondo ammonito del match, dopo Baroni ammonito anche De Bail. Altro fallo per il Mantova, il secondo per il team di Jeff. 2 ammoniti, 2 falli e 2 cartellini gialli per il team ospite. Elisandro, palla per Duarte, tocco di Petrov, rimessa ancora per il San Giuseppe. Pronto Sabapti, pronto anche Ciano. Duarte, palla per Pedrinho, Savollain questa volta anticipa il numero 30 e lancia subito, però Duarte anticipa Petrov, quindi Pedrinho si autolancia, salta Sutton, il destro di Pedrinho, palla che si spegne fuori. De Bail, Petrov, Titon, Alex, passaggio per Montefalcone che però è costretto a sparare via. Savolainen, De Bail non si intende con Petrov e anche con Titon, doveva essere uno schema. 7:40, 2-1 per il San Giuseppe. Alex, Sabapti, ancora Alex, Montefalcone, intercetto di De Bail, riparte Petrov, Titon, 1-2 con Petrov in 2 tempi, Montefalcone che lancia Alex e da solo Elisandro, fondamentale l'intervento di De Bail che sporca il passaggio del Diablo. Titon, De Bail, lancio per Sutton che non la tiene in campo. Sabapti, Alex, Sabapti, 1-2 rischioso. Alex poi per Ciano, di prima per Elisandro, lo stop di Elisandro, Sabapti, palla per Alex, non calcia Sabapti e si divora il 3-1 il San Giuseppe. Splendida uscita da pressing del team di Fernandez, sono andati praticamente in porta con la palla. Bueno, Micheletto, Petrov ancora per Micheletto, salta Ciano, va via Petrov, poi intercetta Alex, 3 contro 1, va via Alex, palla per Ciano sull'esterno della rete, il San Giuseppe non realizza il 3-1. Ancora una grossa occasione per il team locale. C'era Elisandro, crampi per Alex, un po' come è successo a Montesilvano, lo spagnolo è rientrato da poco. Davvero una stagione difficile per il Diablo che si è fatto male con la Camedosson a novembre, è stato fuori 2 mesi, è rientrato a metà gennaio per poi rifarsi male in allenamento, è stato fuori altre 3 settimane, adesso sta carburando. Micheletto, Bueno, Petrov ancora per Bueno, Ganzetti, Bueno pressato da Imparato, ancora Ganzetti che spara via e regala palla a Montefalcone
6:15. Portuga. Ciano, che poco fa ha avuto una chance d'oro per andare sul 3-1. Portuga sbaglia il primo controllo ed è costretto a spazzare. Micheletto. Petrov. Bueno, 1 contro 1 con Imparato. Va via Bueno e la parata di Montefalcone in calcio d'angolo. Bueno, palla fuori, Petrov di testa, Ganzetti anticipa Montefalcone, il salvataggio di Portuga sulla linea. Ancora Bueno. Micheletto, l'imbucata, capisce tutto. Portuga, Ciano mette ordine, serve Imparato. Che serve Montefalcone, che va al lancio. Sbagliato, Savolainen la fa sua. 5:30 al termine del primo tempo. Ancora Petrov, 1 contro 1 con Ciano. Si rinnova il duello, poco fa l'ha vinto Petrov. Micheletto, dal lato opposto. Bueno. Ganzetti, Portuga senza tanti complimenti, la mette fuori. Calcio d'angolo, è uno schema, Bueno non la riesce a prendere, quindi Ciano riparte, va via Ciano, l'ex giocatore della Feldi, la finta di Ciano se la porta sul destro, poi serve Sabapti! Ahmed Sabapti, 3-1, splendida transizione del San Giuseppe, grande giocata di Ciano che si fa perdonare, secondo gol per Sabapti, tutte e due contro il Mantova, doppio vantaggio giallo-blu. Micheletto, Bueno. Micheletto. Ganzetti. Va via Ganzetti sull'esterno della rete. Tentativo del numero 21. Time out per il Real San Giuseppe. E Sabapti realizza la sua seconda rete con la maglia della San Giuseppe, tutte e due contro il Mantova. Mantova aveva segnato all'andata il gol del 3-1 in favore del Mantova, adesso realizza il 3-1 in favore del San Giuseppe. Splendida azione di Ciano che si è fatto perdonare perché aveva avuto la palla della 3-1 e quindi il San Giuseppe si porta sul doppio vantaggio quando mancano 4 minuti e 50 secondi al termine. Mantova che nelle ultime uscite in trasferta proviene da 2 risultati utili con i pareggi in casa della Camedosson e dell'Aniene. Fin qui 2 vittorie in esterna per il team di Jeff. La prima, quella che fece più rumore, ovviamente c'era Despotovic in panchina, fu la prima giornata in casa del Pesaro, ovviamente non era il Paladino Pizza ma era il palazzetto di Salso Maggiore, e poi quella contro il Lido di Ostia. Intanto il lancio per Portuga da parte di Montefalcone, un po' lungo, Savolainen subito per Bueno che si accentra. Micheletto, Petrov, Bueno contro Ciano, la palla non è uscita, poi Micheletto la finta se la porta sul destro, ancora Bueno, Petrov punta Portuga, va da Micheletto che ha un po' di spazio, apre il destro, sbaglia tutto l'autore del momentaneo 0-1. Montefalcone, Ciano, Portuga, 1-2 splendido con Sabapti, va via Portuga che apre il mancino, sicuro Savolainen che affronterà l'Italia a breve.
Anche Omar Raou e Sabapti affronteranno l'Italia nella qualificazione agli europei. Intanto Titon, ci sarà Finlandia-Italia con la convocazione da parte di Bellarte per Molitierno e Montefalcone. Italia che affronterà proprio Savolainen, e poi Italia-Belgio contro Raou e Sabapti. Incroci davvero incredibili. Intanto il fallo di Duarte su Petrov, terzo fallo per il San Giuseppe a 3:44 dal termine. Micheletto, Petrov ancora contro Duarte, sbaglia il passaggio, pressato da Duarte, lascia il campo Petrov a De Bail, rientra anche Sutton per Ganzetti. Ovviamente ricordiamo che in settimana il Mantova proprio ieri ha annunciato l'addio di Danicic, il capitano di questo Mantova, che secondo le ultime indiscrezioni si accaserà alla Sandro Abate. Manca anche Erkec. Intanto non la può giocare Savolainen dopo il tocco di De Bail, anzi no, la giocata Elisandro, no, secondo il primo arbitro, quindi il fallo c'è, non la poteva rimettere in gioco Savolainen, secondo l'arbitro De Candi aveva toccato Elisandro, no, per il primo, che invece ha fischiato un calcio di punizione dal limite in favore del San Giuseppe. Mancano 3:19. Elisandro e Duarte sulla sfera, si sposta Pedrigno, Duarte, Elisandro, traversa, l'ha spaccata la traversa Elisandro, dando un passo dal 4-1. De Bail, lotta Micheletto, poi c'è Elisandro, c'è anche Sutton, lotta con Elisandro e Alex. Sutton si trascina la palla fuori. Tre minuti e 8 secondi. Duarte sbaglia per Elisandro, va via De Bail, c'è Titon contro Duarte che poi rinviene, non c'è fallo, ancora Giappa Duarte che serve Pedrigno, c'è Alex, palla per Alex e il Diablo 4-1, splendida transizione del San Giuseppe, il gol del Diablo che sale 6 reti in stagione. Assist per Pedrigno, ancora Duarte che ha recuperato una palla splendida. (2:45) va via De Bail, anzi Titon sbaglia tutto, non si intende proprio con De Bail. Duarte, Pedrigno, ancora per Duarte, palla per De Bail, ancora Duarte su Sutton, va via Elisandro, se la porta sul destro, Elisandro, ancora Elisandro, palla sul secondo palo. San Giuseppe ancora pericoloso. De Bail, Sutton, ancora Duarte che ringhia, poi Pedrigno, la finta, il tocco di De Bail, rimessa per il San Giuseppe. Palla per Pedrigno che calcia alto di pochissimo. Savolainen alla battuta, 2 minuti e 14 secondi. De Bail rischia tanto, gliela ruba Alex, c'è Pedrigno che va da Alex che poi rientra sul destro. Titon con un guizzo ferma il Diablo.
Alex, Pedrinho, Duarte, va via Pedrinho, ancora Elisandro che lotta, si gira, palla per Pedrinho, ancora Elisandro, la deviazione di Bueno. Il San Giuseppe sta disputando davvero una partita straordinaria. Ottima prestazione fin qui del team di Fernandez. Elisandro, Duarte, Alex schiacciato addosso a Bueno, ancora Alex pressato da Sutton, preferisce Montefalcone che spara via. 1 minuto e 41, rientra Petrov al posto di Sutton. Bueno, pressione alta del San Giuseppe, la recupera Elisandro, ancora Elisandro, la finta, Titon con un guizzo, guadagna anche una rimessa ed evita il peggio. Petrov, Debail, ancora per Petrov che non salta Pedrinho. Bueno, entrato anche Ciano, posto di Pedrinho, Petrov, Montefalcone, poi il gol di Debail sulla corta respinta, accorcia le distanze il Mantova con Thiago Debail che sale a 4 in campionato, arrivato da poco al Mantova, accorcia il team di Geffe al 19esimo. Si intendono Elisandro e Ciano, batte subito Debail, va via Bueno addosso a Ciano, quindi Debail, Titon 1 contro 1 con Alex, palla per Debail che è sbucato alle spalle di Ciano, non impatta la sfera, occasione ancora per il Mantova. Duarte, Alex, Montefalcone avanza, tocco sotto per Elisandro che la mette giù, lotta con Debail, Elisandro cerca e trova Ciano. Duarte, Alex, attaccato da Petrov, campanile per Duarte che va via, il destro di Duarte, Savolainen ci mette i pugni, riparte Titon, Bueno sul fondo, occasione per il Mantova, 28 secondi per andare sul 4-3. Montefalcone pronto alla battuta, lancio per Elisandro, il colpo di testa di Debail, poi Sabapti subito per Elisandro, finta di Debail, palla che si spegne fuori per Savolainen, 21 secondi, rientra in campo anche Leo. Titon, Petrov, punta a Ciano, ancora il duello tra i due, il sinistro di Petrov, la deviazione dell'ex giocatore di Feldi e Napoli. Subito Leo, palla addosso a Debail, il tocco di Sabapti, quindi Alex, manca un secondo, la tiene Alex, finisce il primo tempo, 4-2 per il Real San Giuseppe. A tra poco per la ripresa, sempre in diretta su PMG Sport Futsal.
Tutto pronto per la ripresa, arriva il fischio con il tocco di Elisandro, si riparte dal 4-2 per il San Giuseppe, lancio di Duarte, questa volta sbagliato per Alex, palla fuori, rimessa per Savolainen. Lancio per Sutton, intercetto di Alex. Quindi 4-2 il vantaggio iniziale di Micheletto, poi la rimonta giallo-blu con le reti di Portuga, Pedrinho, Alex e Sabapti. E sul finire del primo tempo il gol di De Bail che ha accorciato le distanze, ha rimesso in carreggiata il Mantova. Tanto Petrov, Alex in estirata, anticipa Petrov, rimessa per il Mantova. Tocco per Petrov, poi De Bail, Titon va all'1 contro 1 con Elisandro. De Bail, Pedrinho ci mette una pezza, rimessa ancora per il Savia Testa Mantova. Lancio di Savolainen, Duarte anticipa Sutton e va subito da Pedrinho, pressato da De Bail, l'ultimo tocco è del 30 del San Giuseppe, rimessa per gli ospiti. Petrov, Titon, Sutton, tacco, intercetto di Duarte. Palla per Titon, si è scontrato con Duarte che ha avuto la peggio. Problemi per il capitano del San Giuseppe. Si scusa Titon, ovviamente scontro di gioco. Ha messa fuori De Bail, quindi Alex restituisce palla al Mantova. Titon, Petrov, salta Pedrinho, poi torna ancora sul numero 30, l'intercetto di Alex, l'ultimo tocco è di Titon. Rimessa per il San Giuseppe. Lancio di Montefalcone per Pedrinho che sbuca e poi rimpallo addosso al 30, palla fuori. Ha sbagliato questa volta Thiago De Bail che aveva lasciato scorrere, invece Pedrinho era lì pronto ad inserirsi. De Bail contro Pedrinho, passaggio per Titon, l'anticipo di Duarte, il fallo di Titon o di Sutton, uno dei due. Arriva il primo fallo di questa ripresa ai danni di Duarte. 2 ammoniti del match fin qui, Baroni e De Bail. Duarte batte subito per Pedrinho, doppio passo, si allunga un po' la palla, poi Titon con esperienza lascia a Savolainen. Lotta Sutton, va via Duarte, ancora Duarte, palla per Pedrinho che voleva tornare da Duarte, in spaccata Savolainen salva. Problemi per Duarte sulla caduta, stava per chiudere sul secondo palo il capitano. Sbattuto forse sul palo Duarte.
Non so se ha un problema al braccio, credo. Sì, alla mano sinistra. Il polso sinistro, anzi. Sbattuto sul palo Duarte, che lascia il campo a Sabapti. Elisandro. Pedrinho. Alex ancora per Elisandro che va via. Il mancino. Savolainen in spaccata. Ancora Elisandro che salta a Ganzetti, poi spara addosso a Titon. Non c'è fallo, rimessa per il San Giuseppe. Deve fare attenzione Elisandro che è diffidato insieme a Montefalcone. E alla ripresa c'è il derby contro la Feldieboli. Elisandro, tocco per Pedrinho che calcia direttamente. Savolainen in calcio d'angolo. Sabapti. Ancora Pedrinho. Non arriva l'intercetto di Alex che la voleva più addosso, glielo dice gesticolando. Titon, scusate, Petrov per Ganzetti, anticipato da Sabapti. Pronticciano e Portuga. Petrov, De Bail si trascina la palla fuori, pressato da Elisandro. Sabapti, Alex, Sabapti, ancora per Alex. Elisandro, Alex. Va via Alex che torna da Elisandro, la finta e poi non calcia. Aveva fatto tutto bene il San Giuseppe sul più bello. Elisandro non ha calciato. Ganzetti lotta con Sabapti, poi buona giocata, poi Titon alza la palla, salta Sabapti, calcia col destro, palla fuori. Fischiato un fallo al San Giuseppe in precedenza dopo la giocata di Titon. San Giuseppe vicinissimo al 5-2 sull'asse Alex Elisandro. Elisandro ha fatto davvero una grande giocata sia all'origine dell'azione, poi anche contro Savolainen sul più bello non è riuscito a calciare col destro, lui che è mancino. Titon. Va via Titon, mette il turbo Titon, il destro, palla al centro e Ganzetti si divora il gol. Riparte il San Giuseppe con Pedrinho. Serve Alex che ha spazio, rientra sul destro, occasione d'oro per il Mantova, anche per il San Giuseppe qui potenziale, però Ganzetti si è divorato il 4-3 sotto porta. Alex 1 contro 1 con Titon. Pedrinho, Elisandro. Il destro di Sabapti, palla alta. Grossa occasione per Ganzetti sull'azione, sull'assolo di Titon. Quattro minuti sono già trascorsi. Per l'esattezza 3 minuti e 41 secondi. 4-2, partita piena di emozioni. Savolainen, Bueno, pressato da Alex. Ganzetti, di prima De Bail, però la palla è uscita. Alex, Sabapti, Elisandro attaccato da De Bail. Splendida palla per Pedrinho che poi non riesce a saltare Petrov, ottima nella chiusura. Poi il numero 23 serve Bueno che non la tiene in campo, rimessa per il San Giuseppe. Alex, Elisandro va via, la finta di Elisandro. Elisandro! Savolainen dice di no, riparte De Bail.
Poi Pedrinho con un guizzo lo ferma, rimessa per il Mantova. Bueno, Petrov, Bueno va via, Pedrinho, poi Montefalcone senza tanti complimenti spara via. Rimessa per il Mantova con Bueno la battuta. Petrov col destro, palla alta. Montefalcone con Bueno che anticipa Pedrinho che lascia il campo a Ciano. Pronto anche Portuga. Elisandro. Sabapti. Alex. Palla per Sabapti che va via. Sabapti il destro! Col petto. Savolainen. Un'altra chance per il giocatore belga. Ad un passo dalla doppietta. Calcio d'angolo. Sabapti, palla al centro, la sporca Micheletto, c'è Elisandro. La finta, Elisandro va via il mancino! Ancora Savolainen che tiene a galla il Mantova. Quindi Ganzetti di prima per Petrov che va via sull'out di sinistra. Palla sul secondo palo e Bueno. Vicinissimo al 4-3. Altro errore sotto porta per il Mantova che in contropiede sta facendo male al San Giuseppe in due circostanze. Lancio di Montefalcone per Ciano che la tiene, serve Alex. Non salta Micheletto, rimessa però per il team di Fernandez. Alex, palla fuori per Sabapti. Ancora Alex. Montefalcone. Pronto al lancio. Serve Ciano che lotta con Bueno. C'è un problema per Alex che lascia il campo. Speriamo non sia nulla di grave per il Diablo. E Petrov restituisce palla con sportività. Duarte. Sabapti. Ancora crampi per Alex. Duarte. Ciano di prima per Portuga. La per Sabapti. Rischia Sabapti ma riesce a servire Duarte. Calza un campanile per Ciano. Bueno la mette fuori. Duarte. Campanile per Sabapti che calcia male ma la palla era davvero complicata per il giocatore della nazionale belga che il 9 marzo affronterà l'Italia. Lui e il suo compagno di squadra Raul che quest'oggi ancora deve fare il suo ingresso in campo per il numero 18, autore di una doppietta contro l'Acqua e Sapone. Titon. Micheletto, l'intercetto di Portuga, pressione altissima del San Giuseppe. 6 minuti sul cronometro, 4-2. Titon. Ancora per Micheletto, Titon si accentra, cambia fascia, poi serve ancora Micheletto. Occhio che Baroni è da solo, il tocco sotto, palla sul fondo. Grossa occasione per Baroni, lasciato incredibilmente da solo sul lancio di Micheletto. Occhio a Portuga che apre il destro. Savolainen in due tempi la tiene e lancia Titon che poi va da Bueno. Micheletto contro Duarte, la recupera il capitano, ancora Duarte, va via. Fallo di Micheletto su Duarte, secondo fallo per il Mantova. Calcio di punizione quindi dal limite per il Real San Giuseppe. Duarte sulla battuta.
Parte il capitano, il destro, Savolainen in calcio d'angolo. Duarte, palla per Portuga che calcia col mancino addosso a Titon. Tanto esce Bueno per far posto a Leo. Duarte, Montefalcone, tocco per Ciano che non la tiene. Micheletto, Savolainen, passaggio rischioso ma passa a Titon, 1 contro 1 con Portuga. Leo, intercetto di Ciano che poi subisce fallo, terzo fallo per il Mantova. Ottimo recupero di Ciano in ripiegamento. In precedenza ottima giocata anche di Titon sul passaggio molto rischioso da parte di Savolainen. Quindi Duarte, Montefalcone, pressione di Titon, cerca e trova Ciano che serve Duarte. Poi non si intendono i due. Tanto Alex si risiede in panchina dopo una fasciatura. Titon. Per Micheletto che ha spazio, poi Duarte ci mette una pezza e riparte. Va via Giappa Duarte che riesce a servire Ciano. Passaggio lungo, Ciano poi non ci aveva creduto, aveva arretrato la sua posizione. Pronto imparato per Fernandez. Titon, lungolinea per Baroni. Stavolta Pedrigno lo anticipa. Duarte di prima per Ciano che ha spazio. Palla per Portuga che da solo. Portuga! Savolainen, grande risposta. Quindi Micheletto. Baroni. Intercetto ancora di Pedrigno. La sfera torna all'estremo difensore nazionale finlandese. Grande parata in spaccata su Portuga. Leo. Baroni ancora per Leo. Titon, il destro addosso a Pedro Gades. Rimessa per il Mantova, pronto un doppio cambio per Fernandez. Micheletto. Titon, ancora per Micheletto che calcia fuori. Intanto Petrov verrà sbucato alle spalle di Duarte sul secondo palo. Portuga. Duarte. Lancio per Ciano. Leo fa buona guardia, fa ripartire il Mantova. Petrov. Titon. Leo non la tiene, Pedrigno di prima per Duarte. Pedrigno. Ciano. Salta Titon, va via Ciano, spacca il campo. Palla per Portuga. Portuga la finta, torna da Ciano. Passaggio lungo, non si sono intesi i due. Grossa occasione potenziale ma grande occasione per Portuga. Intanto Petrov riparte il Mantova, palla sbagliata per Micheletto. Ottima giocata di Ciano che aveva spaccato in due il Mantova. Lascia il posto, ha imparato, è rientrato anche Lisandro. Duarte, palla per Portuga che va via sull'out di sinistra, calcia col mancino, palla che si spegne alle spalle della porta di Savolainen, ovviamente fuori, rimessa dal fondo. Leo, De Bail di prima per Portuga, occhio che stavano per combinare un pasticcio Montefalcone e Portuga. Rimessa per il Mantova, pronto Alex che quindi ha risolto i suoi problemi fisici. Petrov. Titon. Salta Duarte. Montefalcone dice di no a Titon. Ottima giocata dell'ex giocatore di Rieti e Genova, arrivato nella sessione invernale di mercato che si è conclusa ieri. Una delle sessioni più
lunghe della storia. Intanto il mancino di Petrov e la risposta di Montefalcone. Ancora Mantova in avanti, mancano 10 minuti e 45 secondi. De Bail alla battuta, si fa vedere Petrov alla direzione di Portuga, c'è Titon nel destro, Duarte dice di no, rimessa per il Mantova, ancora con Titon alla battuta, ci prova De Bail sul fondo. Elisandro sul lancio di Montefalcone, Portuga, Duarte, palla per Imparato, non si intendono i due, rientra Sabapti al posto di Portuga, pronto anche Alex. De Bail, intercetto di Duarte su Titon, è pronto Savolainen, quindi Leo. Petrov, Leo, De Bail, Petrov sbaglia, va via Elisandro che serve Imparato, torna da Elisandro! Il gol dell'Imperatore sull'assist di Imparato. 5-2 per il San Giuseppe, sesta rete per Elisandro con la maglia del San Giuseppe. A 2 il San Giuseppe si riporta quindi sul triplo vantaggio quando mancano 10 minuti e 4 secondi al termine del match. E intanto si prepara, scusate, il power play. Tra poco abbiamo visto alcuni movimenti sulla panchina. Sì, Petrov indossa la maglia del quinto uomo, quindi subito la mossa per Geffe. Power play quindi per il Savia Testa Mantova, subito con Petrov portiere di movimento, anche se mancano 10 minuti e 4 secondi al termine. Eccolo qui, Petrov, 5 contro 4. De Bail. Micheletto. Bueno, sbaglia, poi riesce a servire a De Bail. Ancora Micheletto, Petrov. Si risistema il Mantova e anche il San Giuseppe. Bueno sul fondo. Rientra Savolainen. Lancio di Montefalcone, colpo di testa di De Bail. Poi Bueno sbaglia il controllo, lotta Pedrigno, l'ultimo tocco è il suo. Rientra Alex per difendere il 5 contro 4. Eccolo qui, Petrov. 9:30 al termine. Palla per Petrov, Elisandro anticipa, la porta è vuota, il tocco di Alex, la palla gira ed è sul fondo. San Giuseppe vicinissimo alla 6-2. Rientra Petrov. De Bail, Micheletto, De Bail, Petrov, scusate. Eccolo qui Petrov, il tocco prima era di Titon. De Bail ha spazio, apre il mancino. Spaccata a Montefalcone, la porta è ancora vuota, ci prova Elisandro. Addosso a Bueno e riparte De Bail. Micheletto, ancora De Bail. Addosso ancora ad Elisandro. La sfera torna al numero 20, ex giocatore del Napoli. Petrov. De Bail. Il tocco di Bueno, bucata per Titon. De Bail, Petrov, De Bail, Bueno,
Palla per Petrov, Montefalcone, la porta è vuota, il destro di Imparato, palla fuori. Più che un tiro era spazzato Imparato. Ultima risposta di Montefalcone. 8-12 al termine. Riparte De Bail, sempre 5 contro 4. Titon. Petrov. Titon. De Bail, Petrov addosso ad Imparato, rimessa per il Mantova. Petrov. Titon. Bueno, Titon. Ancora il numero 10, Petrov. Titon. Un po' di spazio, poi calcia, palla alta. E rientra Savolainen. Ed Alex per Pedrinho. Chiaro il leitmotiv di questo finale, che Alex non è manco al 100%. Sta stringendo i denti il numero 19. Lancio di Montefalcone sbagliato per Elisandro, che comunque applaude le intenzioni del suo compagno. E rientra Alex al posto di Pedrinho, perché rientra soprattutto Petrov per Savolainen. Titon. 7-28 al termine. Petrov. De Bail. Titon. Spazio! Che gol di Titon. 5-3. 14ª rete in stagione per Titon, che accorcia le distanze. Troppo spazio per Titon. Il Mantova nuovamente a -2. Gran gol di Titon, che l'ha incastrata all'incrocio al 13º. Pedrinho. Imparato. Sabapti di prima. Tocco di De Bail per Savolainen. È pronto nuovamente Petrov. De Bail. Va via Elisandro. Poi l'intervento di Pedro, che si fa male. Problemi alla caviglia destra per Pedro Guedes. Sette minuti e un secondo al termine del match. Forse De Bail gli è caduto addosso. Intanto ha ammonito un dirigente del Mantova in panchina. Rientra Alex. La rimessa è per il San Giuseppe. Elisandro Sabapti perde l'attimo per servire Montefalcone, quindi non ci pensa due volte, spara via. E rientra Petrov. Titon, autore del 5-3. Petrov. Titon. Ha avuto troppo spazio. Petrov. Ancora per Titon contro Alex. Petrov, serve Bueno dal lato opposto. La mette giù e serve nuovamente Titon. Bueno. Titon. Il destro addosso ad Alex. Rinviene Titon, che deve coprire. Poi perde palla, la porta è vuota. Alex! E il diavolo! Grave errore di Titon. 6-3. Brutto errore di Titon. Alex gli ha rubato palla e ha messo a referto la sua doppietta personale e sale a 7 reti in campionato.
Adesso Titon farà il portiere di movimento. Petrov, Bueno, pressato da Imparato. Petrov di prima sbaglia per De Bail. San Giuseppe nuovamente sulla +3 a 6 minuti e 11 secondi dal termine. Stava fatto davvero un errore incredibile Titon. Pensava di aver difeso palla, invece Alex è riuscito con un guizzo a portargliela via e a porta vuota a realizzare il 6-3. Sabapti, Imparato, Montefalcone pronto al lancio per Elisandro. De Bail in copertura, quindi Micheletto nuovamente per De Bail. Petrov adesso non è più lui il portiere di movimento, ma è Titon che si dimentica di togliersi la casacca e rientra in campo. Titon, De Bail, Petrov, 5:40. Imbucata per De Bail che serve Micheletto che sbaglia tutto. Rimessa per il San Giuseppe che respira. Entra Alex al posto di Elisandro. Sabapti, Imparato, tocco per Montefalcone che deve liberarsi della palla sulla pressione di Petrov. Rientra Titon al posto di Savolainen, 5-4. Entra anche Sutton al posto di Micheletto. Titon, Petrov, De Bail, Petrov, Titon, Petrov, ancora per Titon. 5 minuti al termine. Sutton, Titon, Petrov, Titon, tocco di Bueno, ancora Petrov, ancora Titon, possesso prolungato del Mantova. A spazio Bueno che calcia addosso a Montefalcone, che poi calcia con l'esterno, il tocco di Titon che si fa perdonare ed evita il 7-3 sull'esterno destro di Montefalcone. 4:45 al termine. Sabapti dopo lo scambio con Elisandro torna da Imparato. Montefalcone pronto al lancio. Colpo di testa di De Bail che va da Imparato, che ovviamente gioca anche col cronometro. Sbaglia tutto Imparato, che non si è fidato, si è dimenticato che De Bail aveva colpito di testa e quindi non ha voluto rischiare per Montefalcone. Rientra Titon, 5-4, 4 minuti e 23 secondi al termine. De Bail, Petrov, Montefalcone dice di no, la porta è vuota. Elisandro palleggia e calcia male, ma la palla è ancora in campo. Lotta Petrov con Alex. Stavolta non riesce nel guizzo il Diablo. De Bail, Petrov, 5-4 ancora per il Mantova. Bueno, Petrov, Bueno, Petrov, Sutton lotta con Imparato. Ancora Bueno, un po' di spazio, palla per Petrov che serve Titon, il destro, la deviazione Sutton, la palla resta lì. La sfera arriva ad Alex, la porta è vuota, il tocco sotto di Alex! E il Diablo! Ragazzi, che giocatore! Mamma mia, che giocatore! Alejandro Yepes Balsalobre, giù il cappello. Giocatore di un'altra categoria. Si porta il pallone a casa. 7-3 San Giuseppe. Quattro gol di vantaggio a 3:41. Giocatore davvero incredibile Alex. Mamma mia. Petrov, Titon, ancora per Petrov. Va da De Bail, Petrov, De Bail, Petrov col destro, palla alta. Titon lascia il posto a Savolainen che rientra tra i pali. Montefalcone, Sabapti, Alex di prima per Ciano, passaggio sbagliato. Forse il primo errore di Alex in questa gara a 3:17 dal termine.
Probabilmente mancato tantissimo Alex a questa squadra. Petrov, De Bail, colpo di testa di Elisandro, poi quello di Alex. De Bail lascia scorrere. 187 secondi al termine. Petrov, intercetto ancora Alex col tocco sotto, questa volta col petto. Petrov si oppone e Alex lascia il posto a Pedrinho. Esce anche Elisandro per Ciano quando mancano esattamente 3 minuti al termine. 7-3 San Giuseppe. Imparato Sabapti, palla per Ciano che va via. Intercetto di De Bail, rimessa per il team di Fernandez. Ciano, Imparato, Pedrinho, Sabapti, Montefalcone di prima per Pedrinho, passaggio lungo, rimessa. Rientrano Alex ed Elisandro, però a quanto pare il Mantova rinuncia al portiere di movimento e quindi Sutton, palla per Bueno, Sabapti l'intercetta, la sfera torna a De Bail ma è un 4 contro 4. Imparato anticipa Sutton, poi Alex va via a Sutton, palla per Montefalcone che poi spazza via. 2-24. Petrov, De Bail, Petrov dopo il tocco di Bueno, va via Petrov. Scontro con Imparato involontario, riparte Petrov. Bueno, ultimi 120 secondi del match. Sutton, ancora Bueno, pressato da Imparato, la recupera Sabapti, riparte il San Giuseppe. Bueno la recupera, poi De Bail, va da Petrov. De Bail salta Sabapti e Sabapti lo atterra. Calcio di punizione e cartellino giallo per il numero 2 del San Giuseppe. Calcio di punizione con Petrov che va sulla sfera. Problema per Imparato muscolare, pressione a botta. Petrov addosso a Montefalcone, poi lotta Pedrinho che riesce a servire Ciano. Va via Ciano, ancora Ciano, palla sul secondo palo. Savolainen salva su Sabapti. Bueno, poi ancora Savolainen, la mette fuori. Rientra Titon al posto di Bueno. Ciano, Alex, Pedrinho, Alex, Montefalcone, lancio per Pedrinho. Titon anticipa e serve Savolainen, serve a sua volta Petrov. Titon, il destro e il gol di Sutton sul destro di Titon. 7-4 al 19esimo. Accorcia il Mantova. Anche Sutton sale a 6 reti in campionato. Ciano, Sabapti, Pedrinho cerca e trova Elisandro, 3 contro 2. Ciano di prima per Sabapti, Savolainen anticipa tutti e spara via. Montefalcone, lancio per Elisandro che lotta, il tocco di De Bail, poi Pedrinho senza pensarci due volte. 50 secondi al termine, rimessa dal fondo per Savolainen che va subito da Titon.
Petrov, De Bail, punta Pedrinho, non lo salta, va via Pedrinho, intercetto di Petrov, rimessa per il San Giuseppe. Scorre il tempo, 37 secondi, 7-4 San Giuseppe. Si avvicina alla seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Fernandez. Elisandro, Montefalcone, pressato da Petrov. Lancio perfetto per Ciano, il colpo di testa. Fallo di Savolainen su Ciano, tratto in ritardo l'estremo difensore del Mantova. Calcio di punizione dal limite e quarto fallo per il Mantova. Alex sulla sfera, c'è anche Ciano, Elisandro, vediamo chi calcerà. Parte Alex, il tocco per Elisandro che calcia addosso a De Bail. Angolo per il San Giuseppe che vuole chiudere in avanti la gara. Ciano, palla fuori per Elisandro che calcia, palla fuori. Savolainen con l'intercetto di Ciano, Alex non la riesce a tenere, beffato proprio da Ciano. Petrov, Titon a spazio, il destro fuori. Montefalcone, Ciano la tiene, il Mantova non attacca più, finisce qui 7-4 per il Real San Giuseppe che torna a vincere anche in casa dopo 2 mesi e inanella il secondo successo di fila, seconda sconfitta consecutiva. Invece per il Mantova è tutto dalla Palacoscioni, ci rivedremo dopo la sosta.